Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Tragedie nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 maggio. Un uomo di 57 anni, residente a Mogliano Veneto, stava attraversando il ponte di Calatrava a Venezia quando, in base alle prime ricostruzioni, avrebbe accusato un malore, accasciandosi a terra. Alcuni passanti hanno subito dato l'allarme chiamando i sanitari del SUEM 118, che giunti sul posto hanno praticato le manovre per rianimarlo, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia locale per tenere a distanza i pedoni e dirottarli su percorsi diversi. Ancora cronaca. Nella mattinata odierna è stata data esecuzione a un decreto di sequestro di prevenzione contestuale e confisca del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Venezia, emesso su richiesta della locale Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Il provvedimento nella fattispecie riguarda una villa a San Donà di Piave, fittiziamente intestata a terzi, ma di fatto riconducibile a un soggetto già condannato in via definitiva per aver fatto parte, a partire dagli anni 1982-83, dell'organizzazione mafiosa comunemente nota come Mafia Mala del Brenta, rapina e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento. Il sindaco di Venezia ha firmato questa mattina l'ordinanza con la quale vengono disposte le misure per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive trasmesse dalle zanzare. L'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare. Si rende quindi necessario, si legge in una nota ufficiale, rafforzare la lotta appunto alle zanzare agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi, attività che il Comune di Venezia attraverso Veritas svolge nelle aree pubbliche di propria competenza. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Ultima pagina. 4 giornate da oggi fino al 9 maggio dedicate ai bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, accompagnati dai loro insegnanti, per vedere i vigili del fuoco in azione. A fare gli onori di casa alle scolaresche il comandante provinciale di Venezia. A partecipare all'iniziativa saranno in tutto 2000 piccoli visitatori. Oggi, con occhi curiosi e sguardi divertiti, hanno potuto vedere alcune presentazioni dei sommozzatori, dei cinofili delle squadre speleo alpino fluviali e degli operatori NBCR, vale a dire il nucleare biologico, chimico, radiologico. A seguire le squadre hanno effettuato alcune simulazioni di situazioni operative come lo spegnimento di un incendio, il salvataggio in altezza di un operaio tramite autoscala e la ricerca di una persona in difficoltà con le unità cinofile. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.